Ebbene, Armando, questa è una settimana importante perché è la settimana prima di Pasqua. E allora noi ci rivolgiamo ai nostri ascoltatori con qualcosa di stuzzicante, poi e leggero, come dici te. Intanto li salutiamo. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Benvenuti alla trasmissione più seguita dell'anno. Bene. Allora, che dire? Dire che primavera ci assiste, però il bello è che cominciamo a entrare su a Pasqua. E noi vediamo un esempio anche del piatto stesso che parla di Pasqua, mi capisci tu? E quindi trasmettere questa felicità che viene avanti di Pasqua, che sia una Pasqua serena, che sia una Pasqua che impareremo il giorno prima di Pasqua. Chissà cosa che te ne prepari per Pasqua. Ma una robetta così. Non sta a dirlo perché sarà il tema. Però parleremo molto e di più, caro Bruno, di tutti i piatti che si possono fare a Pasqua. Quindi ti darò poco spazio questa volta. Allora, quindi stai tranquilli che la prossima puntata la dura 2 ore sicure. Il nostro regista ci darà il margine di qualche minuto in più, un quarto d'ora. Va bene, ma allora, noi siamo felici di stare anche solo 5 minuti con i nostri ascoltatori. Cosa dici se andiamo a vedere invece i nostri amici? Come no, con piacere. Armando, siamo tornati in diretta dopo aver visto i nostri amici, i nostri sostenitori, che sono non soltanto delle aziende così trovate per caso, ma sono dei produttori di prodotti nostri locali, molto di nicchia anche, perché per esempio Giovanni Balbinot, lui produce della salumeria particolare, poco prodotto e grande qualità. Dimmi sottovoce cosa che produce, che salumi, che cosa, musetti, cosa fa? Ovi. Ovi. No, al di là della sua azienda, che è un'azienda agricola dove produce anche dei prodotti della terra come i pomodori, come si chiamano? Le galline, le uova, eccetera. Però ha una nicchia che produce una nicchia della sua azienda produce dei prodotti di salumeria. La Madonna! Sì, ma molto buoni, molto buoni. Abbi pazienza, ma produce anche per caso il musetto? Detto cotechino? Volevo portarlo su il musetto, ma si deve smentegare? Ma sono smentegato. Oh mio Dio! Non è problema, dopo Pasqua parliamo. Dopo Pasqua musetto. Però mi piacerebbe sentirlo, caro signor Balbinot, mi piacerebbe sentirlo se sei quello che peta gli averi, che quando che te mangia gli averi resta impettati, se come, caro Bruno, dare un bacio passionale a una donna. Non ti vede gli averi resta non ti vede chi è ancora impettati i miei. Questo è il valore del musetto, questo è il valore del vero musetto. Allora, io volevo, nominando il tuo libro, Armando Zanotto, tutto cominciò dal quaderno di mamma Nella. Mamma Nella era un grande personaggio. Bravo, bene, e qui dentro tu a un certo punto citi questa... Ma cosa mi conti tu stavolta? No, te conto una roba che lei è veramente bellissima, dopo te me la... naturalmente. Ma sì, breve sta tu perché sennò... No, sarò breve, un quarto d'ora e ti dico tutto. Benissimo. Allora, pur vivendo quotidianamente i valori della grande tradizione dell'amata cucina trevigiana, io mi sento davvero un cuoco, poiché non mi trattiene alcun pregiudizio nel reinventare un piatto. Io sostengo che se te vuol fare il cogo, questa è la regola: mestier, gusto fin e una testa libera come un oseto. Questa è una realtà di chi vuole fare il cuoco. Il cuoco
è la persona importante, è la persona che deve essere creativa, non aver, come che diceva sto esempio, non aver, purtroppo quando te vai in cucina, caro Bruno, deve avere la mente serena, libera. E se te hai questa mente libera, da là te nasce e ti crea le cose che quando ti va in frigo, ti vede questa roba e ti viene questo spirito di fare un piatto diverso, perché sta mente che ti dà l'impegno di creare, di sviluppare, e da là, tra la mente libera, tra il cuore che ti accalda queste emozioni, te nasce musica anche nel te mi fa preparare. venire in mente una roba parlando verso il frigo, vedo quel che cioè l'inventiva del cuoco, e lei anche risparmio. Certo. E questo è importante, ma è importante sempre, non in tempi di crisi. Parleremo, caro Bruno, tanto del covo, perché il covo è molto importante. Il covo deve avere questa sensibilità in cucina di conservare i prodotti con molto rispetto, di trattarli nella cottura con assai delicatezza. Ma ne parleremo, perché adesso abbiamo una cosa importante, no? Che presentiamo la ricetta. Ma a parte che senti che bello che sei dir covo, potrei mettere Bernaco che parla in maniera con un po' così, questi sei i covi che mi amo. Vuoi parlarmi della ricetta? Della ricetta, aspetta prima della ricetta, andiamo ancora a vedere i nostri amici sostenitori. Ah, bene, bene. I sedimenti antichi della terra che dal fondo delle sue colline emergono. Il passaggio delle stagioni, le nostre piccole e grandi fatiche. È qui che il tempo svela i suoi frutti. Ogni cosa finisce qui, ed è qui che ogni cosa comincia. E siamo tornati in diretta, siamo qua per i nostri amici ascoltatori per dirgli cosa che ti va preparato. Abbiamo preparato oggi un piatto leggerissimo e anche molto facile, mie care amiche. È un carpaccio di manzo, no? E l'è marinato leggermente con un po' d'olio, sale e pepe, e adagiato sopra questo carpaccio delicatamente si mette degli asparagi tagliati fini col a patate. Pensati, una volta che vedi via la buccia, asparagi? Sì, questi qua tagliai col a patate, tutte le listarelle. Scusa, visto che abbiamo messo il fiore oggi, il sì, fiore e la castradura, e quindi sono arricchiti da questi asparagi, questo carpaccio, sempre crudi, una castradura come che avete là, come che avete qua, no? Che viene pulita e tagliata cruda a fettine sottili, e dopo si mette anche questo strigolo e tutto va condito poco che sarebbe il scioppettino, il fuciletto, come si vuol chiamarlo, sì. E va messo un fiato di olio, sale e pepe, e in maniera così semplice, piatto che non si fa tanta fatica a farlo, e anche, e sarebbe generoso, mio caro Bruno, per Pasqua, che non vi fa fatica, nella vostra cucina non vi impegna tanto, ora quindi il preparare in frigo, ma imparare a Pasqua, cosa dite tutti? Sì, no, perché questo può essere un piatto di Pasqua, ma sì. A Pasqua notoriamente si mangia più piatti. Sì, e allora i uovi, miei cari amici, i uovi che una volta si può fare i soldi, un'altra volta si fa in un'altra maniera, potete fare tante robe, ma sarà la puntata di sabato prima di Pasqua sarà dedicata a tutte ste belle robe che porta felice la tavola di Pasqua, Bruno. E i voli non fa male. No. Si può giorno al giorno a testa. Sì. Ma dopo come che vi preparerò una cascata di mimosa, di ovo, che so che qui avere la Vespira tentazioni
Basta, se no te me Basta, fa. non posso Basta, più. se no non posso più. Salutiamo i nostri ascoltatori. Bene. Li ringraziamo per la pazienza che hanno dimostrato anche Certo. oggi di seguirci. E di augurarvi sempre un buon sabato e una buona domenica. E li invitiamo per la settimana di Pasqua. Certo, e fargli gli auguri che vi li facciamo, faremo naturalmente. con grande calore. Ciao a tutti, Ciao, arrivederci. ciao. I sedimenti antichi della terra che dal fondo delle sue colline emergono. Il passaggio delle stagioni, le nostre piccole e grandi fatiche. È qui che il tempo svela i suoi frutti. Ogni cosa finisce qui ed è qui che ogni cosa comincia.